là c'è un cippo, qui c'è un masso in cui sono stati evidenziati in rosso una serie di graffiti. E guarda le date, 1780, 1774, 1787, 1795. Ecco, la Serenissima ha voluto stabilire qui in assoluto la proprietà di questa foresta. Questa roccia è stata incisa dagli ispettori della Serenissima, che erano i doge di Venezia, vicino ai paracari che sono i cippi, che delimitavano i confini della foresta, che loro usavano per, questa è chiamata anche foresta d'Areme, perché portavano legname a Venezia per fare le navi. Addirittura c'era la pena di morte per chi viveva dentro la foresta o rubava il legname. O rubava il legname, sì. E la proprietà era l'unico sistema per garantire il dominio. Era severamente proibito anche solo costruire abitazioni nel raggio di 1 miglio dal bosco. Da un lato è stata anche una fortuna che adesso ci troviamo la seconda foresta più grande d'Italia, ancora integra. Senti, ma cos'hanno di particolare questi faggi per i quali i veneziani hanno combattuto così aspramente? L'altezza, il faggio in particolare, insomma, troviamo dell'alto fusto che si trova solo in Cansiglia. E a proposito della foresta d'Ereme, i remi, ecco qua, i remi fatti di faggio, fatti con i faggi della foresta del Cansiglio, fatti per la Repubblica di Venezia. Seguiamo il remo, i remi fatti da chi? Dai cimbri. Oh. Buonasera, lei è cimbro? Io sono cimbro. Ich bin Zimbar, dicevano i nostri nonni. Questa è la lingua cimbra? Questa è la lingua cimbra. Ma scusa, amore, ma perché ancora questa identità dei cimbri? Chi siete? Da dove venite? Cosa rappresentate? Come vi sentite? Ci sentiamo come i ladini, come i germanofoni, come i Walser, come tutte quelle minoranze che ci sono in Italia e che hanno conservato ancora parte della loro cultura, della loro lingua e delle tradizioni. E nel Veneto siamo in 3 località. Siamo ad Asiago, siamo sui Monti Lessini, Bosco di Chiesa Nuova, Erbezzo, Giastra e siamo in Cansiglio. I cimbri vengono in Cansiglio chiamati dai veneziani. Dall'Arsenale di Venezia. Siamo alla metà del 1700. Perché eravate dei magnifici falegnami, facevate il carbone, eravate bravissimi come artigiani del legno. Esatto, soprattutto boscaioli, quelli del Cansiglio, sì. Quindi non dediti all'allevamento ma solo boscaioli. E qui vengono proprio con l'incarico specifico di tagliare tronchi per farne i remi per la Repubblica di Venezia. Le navi da guerra veneziane, armate con remi anche di 13 metri, solo il Cansiglio poteva fornire tali piante. I remi erano come il petrolio, come la benzina per le auto. Si andava in guerra con i remi, non con le vele. Si arrivava alla battaglia con le vele, ma poi l'attacco era fatto con i remi e quindi una risorsa strategica. E il rapporto tra cimbri e veneti com'era? Inizialmente molto contrastato, perché arrivano i cimbri in Cansiglio, arrivano i foresti e cosa succede? Possono stare in foresta. La gente dell'Alpago che viveva attorno da secoli non poteva abitarci e quindi nasce questo contrasto. Ma poi, anche per il carattere onesto e retto dei cimbri, ancora al giorno d'oggi in Alpago si dice te sei taglià come un zimbro, sei dritto, chiaro e onesto come un cimbro. Quindi poi avete fatto amicizia, insomma, abbiamo fatto amicizia anche perché le donne dell'Alpago erano le donne. Ah, ho capito. E i cimbri erano i matrimoni. E allora a questo punto c'è sempre un ratto delle Sabine o giù di lì tra l'unione tra le popolazioni, mi sembra giusto. È permesso? Oh, buonasera! Guarda, come in una favola, spero che non fosse un piede, no? Come in una favola uno entra in questa bellissima casetta e trova 3 magnifiche ragazze. Comunque questa è una favola e questo è il set che hanno ricostruito per raccontare una favola dei cimbri. Perché l'Alpago è così, il Cansiglio è così, in sostanza vive sospeso tra il suo passato, il presente e il suo futuro.